Bene, eccoci qui. Ben trovati, ben trovati. Mi dovete punire. Perché? Mi dovete frustigare. Non sarebbe frustigare. male, No, ma perché? Per quale motivo? Perché da molte puntate che non saluto lei. Ah, per quella questo? che ci inquadra. Pensavo per cose e l'altra serie. che ci fa il piano Dai, a due. ma smetti, E la ragazzi, nostra ma camera si può? dell'artrosi cervicale. Artrosi cervicale. I nostri primi piani. E ultima ma non ultima. Anica! Mi mancavano. E poi chi ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni, Lo zio Gianni, caro, il nostro caro, portafortuna. portafortuna. Ma non se ne è accorto nessuno. comunque. Allora, oggi ti devo dire una cosa, Che facciamo? importante. Di. Ho ricevuto un messaggio Sì? dal più grande chef cinese, il primo in Cinese, Cina. addirittura? Capisci che sono 800 milioni di abitanti? capisco. E lui è il primo in Cina. Ma il primo che è? Primo chef? Primo chef stellato. C'ha 8000 stelle, figurati. Non esiste 8.000 Sì, stelle, vabbè. dai, ma Vabbè, come in c'è? Cina Quanto ci sono, ha? in Cina Quanti ci anni sono. ha? In Dai. Cina ci sono. Vabbè. Regia, gentilmente vuoi mandare l'audiomessaggio? Dov'è questo messaggio? Ma non lo sento, ma che è? Non lo senti? Ma non c'è certo niente. non lo senti, perché questo chef è muto. Per cui mi ha mandato il messaggio così. Può parlare, è muto. Grazie, grazie chef. Ma grazie. Bravo messaggio che tu Ma mi che hai stai mandato a facendo, me. ragazzi? Ma tu come lo capisci allora? Si capisce dalla sensazione. Ma dalla sensazione di che? Che lui mi ha detto in silenzio, il silenzio delle tue ricette vabbè, è più il silenzio rumoroso è meglio il di un silenzio, tuono, ragazzi. capito? Bene. Oggi faremo delle ricette con Le Yarsuf. tue ricette. È più rumoroso di un tuono. Vabbè, che fai? Arsuf. Arsuf, cioè andiamo a fare cosa? Surf? Come serve? Arsuf non sa cosa. Tu che sei una chef, cosa sono le Arsuf? Le Arsuf sono Sicuramente non lo sa, non lo so. delle scarpe da tennis. Brava, giusto. Noi oggi cucineremo. Giusto? A cacocciola! Arsuf è il nome arabo di chi ci ha portato i vabbè, carciofi. Dai, ma nome arabo, ma che ne so io, ma chi lo sa l'arabo qua? E te lo dico io, ragazzi, Arsuf. dai. Sì, Arsuf. Che poi da noi è cacocciola. Vabbè, dai, Arsuf. Da voi qui a Catania si usa quando uno si sente. Ciuffuru, Ma si che ti usa. sente una cacocciola? Una Ti sente? cacocciola, sì, si esatto. usa. Molte Perché uno persone, sente, ce ne sono Mi moltissime. è una cacocciola, se invece è un poco più rustica, tale è una cacocciola vidanietta. No, questa no, ma una cacocciola sì, si E allora, sente, si sente. Passiamo alla preparazione prima di un tortino di carciofi, Buono, ragazzi, va bene? i carciofi, Una guarda, teglia di li adoro, carciofi li adoro. e poi faremo le bombette di carciofo. Ci sto. Va bene? Ci sto. Prima di tutto, Che prendiamo? prendiamo una pentola, Sì, spostiamo quest'olio, lo mettiamo qui, sì. la pentola qui, perfetto. Come hai visto, in un momento di magia, da lì è passato qui, da lì è passato qui. Vabbè, non importa, hai messo lo la... giuro. Vabbè, dai, hai messo la pentola là. Che No, è stato magico, non si è Sì, mosso. va bene. Vabbè, E allora dai. andiamo a preparare questo nostro sformatino. Dai, sformato di presumiamo- carciofi, oggi carciofi in tutte le Ci salse. presumiamo di questa tagliettina. Bella, molto carina. E Questa andiamo terrina, a come si uscire- chiama? Sì, una terrina. Una terrina. Andiamo a uscire i nostri carciofi che abbiamo dato una sbollentata prima. Sì. Mi segui? Sì. Ok. Nel frattempo che io adesso taglierò i carciofi, gentilmente tu mi batteresti 2 uova aggiungendo del sale e del Ma parmigiano. certo, allora prendo un piatto Ti ringrazio. tipo questo. Sì. Mi batti le 2 uova aggiungendo del sale e del parmigiano. E facciamo questo. Nel frattempo io comincio a tagliare questi per fare la nostra terrina. Qui, guarda che questa si chiama sinergia, Ecco, lo sai? La sinergia sai che cos'è scientificamente? cos'è scientificamente? Sinergia, tu aiuta a mia, io aiuto a te. Ah, quindi questo è spiegato in parole Questa è la spicciole. sinergia. No, diciamo. questo è scientifico. Ecco qua. Vedete che taglio che stiamo dando a questi cacoccioli prebolliti? Maria, ma che te Qualcuno sente una Mi cacuacciola? prende in giro. Dico, Ma c'è tu lo sai che qualcuno qui? il carciofo è un fiore, vero? Sì, lo so, sapevo. Ecco qua. Ora, mentre tu sbatti le uova, io prendo questo poco di olio e lo metto qua così. E comincio a preparare la preparazione per preparare questo sformato. Ecco. Prendo dello svizzero, che mi devi credere, È buono? parmigiano e svizzero sono 2 formaggi
che stanno veramente bene con i carciofi. È un gusto mio, però ve lo consiglio. E allora, iniziamo da qui. Cominciamo a bardare questa teglia, così, 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 Vabbè, così. c'è Dillo pure tu bisogno. così. Così. Ti aiuta, no? Sì, sì, così, Così, così. così, così. Poi mettiamo a little bit of salt inside. Vai, sale gliel'hai messo? No. Io lo metti un poco. Oh, sono stanca. E dai. Guarda che sto facendo, Daisy. Mettere un po' di sale? Wow, Sì. guarda che pazzesco. Ma che stai facendo un capolavoro qua? Allora, che hai fatto? Carciofi che sono Carciofi belli bolliti? affettati, prebolliti, non proprio bolliti. Prebolliti. Perché a noi cosa ci piace, Daisy? Ci piace la croccantezza La pure. croccantezza. Giusto. Ora che hai fatto quel lavoro lì, me lo puoi dare. Me lo puoi dare? Aspetta, non ho finito. Me lo puoi dare? Vai. E guarda. Allora, carciofi prebolliti, Emmental, è pazzesco questo uovo sbattuto con sale e parmigiano, wow, bella, bella, molto bella questa. E continuiamo così. 1, endi 2, endi 3, endi 4, endi 5, Ma che meraviglia ragazzi. endi 6, endi 7. Prebolliti significa che 8. sono Li abbiamo fatto da una a metà sbollentata, cottura, esatto, quindi sì. sono, cioè se io l'assaggiassi 29. risulterebbero un po' duri. No, anche buonini, prova. Ma per farmi vedere, per capire il punto di cottura. Sì, per questo che l'ha fatto, è un problema scientifico. Poco duretti ma buoni. Vabbè, ora vanno in forno però, mon amour. Certo, ho capito. Al denti, possiamo dire al denti? Al dente, sì. Al denti. Ecco, Così. quindi così via alla per via. tanti strati. Ecco, Marisa, Marisa, eccola, tieni a questo. te. Grazie. E per conclusione, Per concludere, questi non ci servono ma non li buttiamo. ma certo, ci Che ora ti faccio vedere mancherebbe. cosa ne Quello faremo. cos'è, parmigiano? Parmigiano. Parmigiano. Into the oven. E andiamo a mettere in forno. Così. Ricetta anche un po' chic oggi se vogliamo, Ah, ma è anche particolare, veloce, bella. sì sì, veloce e È un po' rimasta chic. questa, ti interessa? Ma sì, dai. Allora, Ok. quindi E quindi abbiamo fatto la prima preparazione. Poi l'acqua bolle e vado a sbollentare questi cuori di carciofi. questi carciofi così, già belli pelati, belli fatti, proprio sbollentati. Sbollentare. Li dobbiamo, come dire, il prerogative. Vabbè, cucinare un po', cucinare un po'. Allora, Questi li mettiamo qua, questi li mettiamo qua, questi li mettiamo qua. Ci puliamo un attimino il banco. quindi, prima ricetta in forno, avete visto? Sì, e ora andiamo a preparare Semplicissima. le nostre bombette di Buone. arsuf. Dai, Cos'è arsuf? abbiamo detto, dai, sono i carciofi, Carciofi, arsuf, bravo. in arabo. Arsuf. Mettiti un minuto così, guarda. Poi così. Desi, ma che ti sente? Una cacocciola ti senti? Desi. Tipo così. Ora io, vai, vai. Vai, sentiti una cacocciola, vediamo. Come ti senti? Più cacocciola. Più cacocciola, più... Una cacocciola... Spampenata, scusa. Dai. Dai. Cacocciola, ma ti senti una cacocciola? Questi nel frattempo, la pinza, me la vai Questi la devono pinza, me la vai sbollentare. la pinza. Sì, sì, Ma sì, sì. parliamo di tempi, quanto ci stanno materialmente? Guarda, 5 minuti? vedi che ha cambiato colore, gli dobbiamo fare cambiare. No, sì, sì, un 5 minuti. 5 minuti. Così, perché mi serve che ammollano un poco, perché poi questi andranno in frittura. Ah, quindi proprio giusto, proprio E come sbollentati per poco magia, poco. io ti farò vedere una cosa. Non ti cosa? muovere. Chiudo gli Guarda occhi? questa mano, no, guarda questa mano. Ferma. Hai visto come per magia Pazzesco, cosa è successo? ragazzi, scioccante. A che non c'era, a che è arrivato.
Cosa stai Pazzesco. facendo? Dimmi, cosa Non ho stai idea, facendo? stai sprecando carta. Non è così. Questo stai facendo, così. Mi dai una schiuma Siccome noi rossa? ce la regalano, capito? Mi dai una... Tieni. Grazie. Avanti, ce la Eccoci. regalano, guarda qua. Per soffiarsi il naso, 4 cose di carta. Non è per soffiarsi il naso. Prendiamo queste carciofi che abbiamo sbollentate Qua, vedi? e li mettiamo qui. Perché ci serve che si asciugano. Capito? Mentre i carciofi si asciugano, Dai, hanno fatto mentre i il bagno. carciofi si asciugano, Sì. io faccio la rima con la puntata a regione che vai, per i consigli. Va bene? Se ce la fai, non è che Allora. è necessario. La posso fare sul mio primo piano? Falla dove vuoi, basta che la fai. Dai, falla dove vuoi. Ti levi dalla mia camera. Falla, dai. Abbiamo preparato gli arsuf, che sarebbero i carciofi, e non ti levi di là. Abbiamo preparato gli arsuf, che sarebbero i carciofi. Ecco, la cacocciola arrivò. Consigli per i consigli. Ti è piaciuta la rima? Ma dov'era la rima? Scusa? c'era niente. Non c'era la rima. Poi ti spiego come si fa la rima. Come vedi, Eccoci. ho messo i guanti. Dai. Perché lo sai che il carciofo macchia Eh sì. in maniera incredibile? Sì. E allora andiamo ora a togliere un po' di foglie grosse, così, che non buttiamo perché ci puoi fare anche un primo, sai, Quindi, a base di carciofo. C'è uno sperucchino piccolo questo? Sì, Eccolo, brava. questo. e andiamo a fare questo lavoro, guarda. Ecco. Ecco qua. Abbiamo fatto questo buchino, Sì. pochino di sale. Sì. Ci prendiamo questo bel caciocavallo. Hai bisogno di fette? Te lo faccio No, io? no. Dai. Aspetta. No. No, proprio non ne perde una. No, poi non mi dire che non ti aiuto, eh. Così e così. E allora, guarda, lo mettiamo qua. Ci mettiamo anche mezza acciughina. No, ma non ci credo, ma che bontà. Così. Ci piace l'acciuga a Ci noi? piace, Allora, certo che ci piace. ci mettiamo l'acciuga così. Andiamo a svuotare e togliere le foglie Bene, più quindi dure. avete capito, ragazzi? Svuotiamo la parte interna, lasciamo come praticamente un ripieno, cioè, Bravo, bravo. giusto? Le bombette. Queste foglie non le buttate, perché se le andate a tagliare a coltello ci fate un bel primo. Pazzesco, guarda Un qui, risotto. c'è un fiore ripieno, guarda. Allora, E pronti? mettiamo i nostri carciofi così. Così. Allora, bellissimi. Diamo una salatina così. Sì, Facciamo prendere poco di sale. Prendiamo la nostra meravigliosa pastella che abbiamo Eccola. fatto vedere più volte come si fa la pastella. beh, ma sempre comunque poi, fine No, le puntata, ricette ci sono, certo. abbiamo tutta. E andiamo a vedere innanzitutto se ci siamo con l'olio. Questa è la mia pastella di Capodanno? Esatto. Facciamo andare avanti un altro poco l'olio. E via così, senza paura. Io userò le mani. Ah, ma senti, lo fai tutto, certo. Lo fai tutto. E via in frittura. Meraviglioso, meraviglioso. Prima Bene, quindi facciamo la iniziare punta, dalla parte della punta, giusto? Poi gira che ti rigira. Ecco, Bene la punta. Gira che ti rigira. Fai colare. e ci siamo. E voilà. Gira che ti rigira. E ci siamo. Fai colare e voilà. Meraviglia. Mi dai un cucchiaio? Certo, a te. Aspetta. Ok. E ora lo alziamo
Nel frattempo, Nel frattempo, sai che cosa che facciamo? facciamo? Nel frattempo, prima di dare la pulita generale, Sì. andiamo a vedere il nostro sformatino che Aspetto ha preso. È pronto secondo te? Ma certo. Ah, che meraviglia. Ma vedi che bidittu, come dite a Catania. Molto, molto carino. Voi dite bidittu, noi Bidittu. diciamo bidicchio. Biditto. Biditto. Guarda qua, sorello, guarda. I Guarda nostri che- carciofi sono Guarda che colore che belli, stanno dorati. Ah, Siamo Ah. pronti? Ti prendo un piatto? quasi pronti. E allora facciamo così. Noi ve li facciamo trovare al piatto, diamo una pulita e poi ci salutiamo. Che dici? Dai. Va bene, dai. Ed eccoci qua. Pronti Che ragazzi, meraviglia, pronti, le nostre meraviglioso. bombette e il nostro tortino. Dai, come me ci muoviamo? Facciamo che ci muoviamo così, guarda, prendo un piatto perché Sì? ti faccio iniziare dalla bombetta come Mamma antipasto. mia, dalla bombetta. Però ci gli sto. diamo un'apertura a questa bombetta, Dai, vediamo. diamo un'apertura. Guarda, Che ne pensate? guarda il registro, guarda. Il nostro ripieno, Che cos'è? la pastella che ha fatto da tappa. Assaggiamola, si morde con le mani, No, guarda, sto mettendo dentro, sì, brava. mettendo dentro per evitare che Brava, cada. vediamo. La croccantezza, il caciocavallo, Mamma mia. l'acciughina. Che mi dici? Che mi dici? Senti, a posto dell'abbraccio, che non mi interessa tanto, facciamo che assaggio. Ma che c'entra? Ma l'abbraccio è un segnale così di riconoscenza. Questa è nella top 10 delle Top ricette 10. più buone. Bravo, eh? Senti la croccantezza, io lascio il cacciolo così croccante perché Tu deve come la essere. senti la croccantezza? Dal tocco, Senti dal la tocco delle croccantezza. foglie. Che senti tu? Dal tocco delle foglie. Senti la croccantezza? Vabbè, passiamo all'altra ricetta? Dai, Passiamo all'altra ricetta. buono, buonissimo. Passiamo all'altra Dai, ricetta. sono già pronta, guarda, vedi? Aspetta, prendiamo un piatto. Prendiamo un piatto e lei si è mangiato l'altro. E dica se assaggio per tua conoscenza, così sai. L'assaggio è qualcosa. Ma ne avete visto mai i programmi di cucina? Nei programmi di cucina assaggiano così. Buono, lei no. Infatti. Andiamo Buono, a tagliare questo. Ah, E questo? Che gli vogliamo dire? Che gli vogliamo dire? chiaramente noi l'abbiamo fatto in piccolo, ma si può fare in grande. No, 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 no. Registro. No, 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 no. Registro. Io ti tolgo questo e tu riesci a inquadrarmelo nella farcitura, registro. Vediamo se sei bravo. Dai. Ma che bravo. Ma aspetta, sta facendo la L'ha farcitura. inquadrato, ragazzi, fatevelo se vi piace. Cucinatevelo. Cioè, va bene che l'occhio vuole la sua parte, però dico va. Buono, ragazzi. Buono. Non lo cambiare il cucchiaio perché tanto mangio anche nel tuo, non mi crea problemi a me. Ma per fare che? Per assaggiare. Non metti là. Guarda. Lo senti com'è? Buono. Lo senti? Ti manda il fluido dell'assaggio, guarda. Lo senti? Aspetta, nel frattempo assaggio. Aspetta. Lo senti? Lo senti o no? Un altro po'. Ah. Lo senti? Basta, sono sazio. Basta. Ah? Sono sazio, basta così. Dai, ogni tanto possiamo fare questo, Mi fa l'assaggio. Ogni tanto possiamo farlo. E ora tolgo questi e ti faccio gustare un bellissimo gelato. Dai, dov'è? Ilato. Non ci credo.
afilato. Guarda che c'è qua. Abbiamo le coppettine, abbiamo il cono, i cucchiaini, la confezione. Parliamo, Desiree, di un gelato artigianale Sì. fatto con ingredienti di primissima Sì, qualità. pazzesco. I giusti zuccheri, non quegli zuccheri che ti danno il picco glice, quelli giusti, e soprattutto è di nocciola, con una nocciola IGP delle Langhe. Guarda, gelato Bellia come questo non ce n'è. E fammela È assaggiare. veramente Bellia. Ma Buono fammela e assaggiare, Bellia. ragazzi. E io te lo faccio assaggiare. 3 ore guarda. di presentazione. Prendo il insomma, gelato che abbiamo messato into the freezer. Guarda qua. Pasticceria Bellia, che è il gelato più meglio che ci sia. E lo sai perché Bellia è il gelato più meglio che ci sia? Perché? Perché lo dice Totino Lamantia. Vedi che le sai fare le rime allora. Per le cose importanti. Ecco qua, togliamo Senti, questa. allora io la coppetta. togliamo. Io coppetta. Tu poppetto, saccio che fai poppetto. Coppetta, tieni, dai. Coppetta. Vuoi coppetto o vuoi gelato? Voglio coppetta. Vuoi coppetto? Uso questo perché non usiamo le palette professionali, tanto a casa non ma guardate. Allora vi giuro, l'odore di questa nocciola è incredibile. A vous, madame. E ci facciamo pure un bello cono gelato. Che non ci facciamo il È cono? buono, eh? E che non ci facciamo il cono? Io faccio un cono, guarda, perché? anche con... Ora te lo dico io perché. Siccome tu non vuoi che io assaggio, e glielo porto alla nostra tutto della trasmissione. A Daniela? Glielo porto. Allora posso dirti una cosa, buonissimo, Esatto. cremoso, molto buono, guarda. Buono, Com'è? buono, buono veramente. Si sente la nocciola IGP Come che lo è senti? meraviglioso. Lo senti GP? IGP delle Langhe. Eh? Comunque la bellezza non è solo gli ingredienti, perché gli ingredienti sono una cosa fondamentale. Come la ma la senti? bellezza è che il gelato è di Bellia. Perché lo dice Totino Lamantia. Viva Sant'Agata e Ma Santa lo senti Rosalia. tu il sapore o Bellia. continuo? Continuo? Guarda, mi sto sentendo male, continuo? Io non sento niente. Dai, Ciao col sapore. buono. Concentrati, Col concentrati, sapore. Fate la concentrati. puntata col sapore. Concentrati. Teglia di Arsuf, 12 carciofi, un uovo, 50 g di caciocavallo grattugiato, una cipolla, 250 g di caciocavallo, ragusano fresco, bombette di Arsuf, 6 carciofi per la pastella, 400 g di farina 00, 220 ml di acqua frizzante, 10 g di lievito di birra, 10 g di sale, 25 g di zucchero. Per il ripieno 200 g di caciocavallo semisecco, 10 filetti di acciuga, uno spicchio d'aglio, olio Evo.